Blitz nella notte della Polizia di Stato in via Beato Pellegrino a Padova in un appartamento adibito a laboratorio di metanfetamine, sequestrate 400 dosi di Shabu per un valore al dettaglio di decine di migliaia di euro, in manette 3 persone di origine filippina. Shabu è la droga sintetica di origine asiatica che sta spopolando tra i giovanissimi, che si consuma inalandone i vapori. L'operazione degli agenti delle volanti è iniziata con il fermo di uno dei 3 in zona ospedali che perquisito viene trovato in possesso di una trentina di dosi della sostanza stupefacente e di 550 euro in contanti. Gli investigatori sono poi riusciti a risalire ai suoi soci spacciatori controllando le ultime chiamate fatte dall'uomo, raggiungendo così l'appartamento di via Beato Pellegrino adibito al confezionamento e taglio dello Shabu. Gli altri 2 criminali erano intenti a confezionare la droga al momento dell'incursione della polizia. Finiti in manette 2 uomini di 38 e 58 anni e una donna di 43 anni, tutti filippini.